Allora, io mi chiamo, per chi non mi conosce, mi chiamo Bonavini e sono una componente della segreteria del Circolo di Chioggia di Fondazione Comunista. Il nostro partito ha deciso di organizzare questo incontro per dare la possibilità alla cittadinanza di farsi un'idea più precisa di che cosa rappresenta la realizzazione di un porto crocieristico a Chioggia. Premesso che, a quanto mi risulta, non esiste nessun progetto o studio di fattibilità completo, concreto, che possa realizzare quanto proposto dall'amministrazione, vorrei condividere con voi quello che il Movimento 5 Stelle affermava nel 2017, quindi un anno dopo aver vinto le elezioni a Chioggia, in merito alle grandi navi. Venezia, 16 giugno 2017. Le grandi navi, nella logica del sistema attuale, non sono compatibili con le esigenze di tutela del fragile ecosistema lagunare e con la sua salvaguardia. Fino ad oggi si è sempre ragionato partendo da una prospettiva sbagliata, ovvero che la città di Venezia e la sua laguna, quindi nella sua laguna c'è anche Chioggia, si dovessero adeguare alle grandi navi, mentre è vero l'esatto contrario. Salto perché tutto un pistolotto, ho tirato fuori i punti salienti. Quello che il Movimento 5 Stelle chiede oggi, siamo nel 2017, è di sostenere e valorizzare una crocieristica di qualità, di dimensioni e cabotaggio contenuti, perciò non vogliamo che i giganti del mare vengano collocati in nessuno dei luoghi previsti dai vari progetti sul tavolo. Chiudiamo in bellezza. Ricordiamo che la legge speciale per Venezia del 1992, legge speciale che ricordo comprende tutta la laguna, quindi anche Chioggia, prevede il ripristino morfologico della laguna e se si scava ancora in qualunque posto, in qualunque punto, anche alle bocche di porto, partirà il processo irreversibile di compromissione della stessa laguna che diventerà mare. La laguna è da sempre sottoposta ad un'erosione costante pari a circa 1,1 milioni di metri cubi di sedimento all'anno e continua un movimento idrodinamico ha raggiunto ormai livelli insostenibili. Questo era nel 2017. Nel 2019 improvvisamente mi viene in mente che potremmo realizzare questo progetto. Allora, forti delle esperienze che hanno un grosso impatto sull'ambiente, esperienze che abbiamo qui a Chioggia, come per esempio possono essere il MOSE, l'impianto GPL, sui quali, pur avendo ragione, MOSE come primo esempio sta dimostrando proprio in questi giorni la sua inutilità e gli immensi costi a carico dei cittadini italiani, noi abbiamo pensato di reagire immediatamente informando la cittadinanza sulle problematiche e sulle conseguenze che ci sarebbero se si realizzasse un'opera simile. Per l'intero ambito lagunare, Stato, Regione e Comuni, che ricordo tutti a conduzione, leghista, penta stellata e comunque di destra, se guardiamo il sindaco di Venezia, che è la città metropolitana a cui noi facciamo diciamo riferimento, devono capire che non si tratta di scavare nel canario o fare nuove banchine, basta il buon senso per rendersi conto che le grandi navi non sarebbero mai dovute entrare in laguna. Ricordiamo che neppure il decreto Clini-Passera del 2012 che limitava la stazza delle navi, che limitava la stazza delle navi che potevano circolare in laguna a 40.000 tonnellate, non è mai stato rispettato. Siamo davanti a delle amministrazioni, da quella nazionale a quelli locali, che non rispettano leggi, regolamenti e quanto compromesso agli italiani nelle loro diverse campagne elettorali, ma cambiano parere senza neppure motivarlo, perché ci può essere anche il caso che uno cambia parere, cioè promette una cosa e poi si rende conto che non è realizzabile, ma la faccia tosta con cui la nostra amministrazione viene qua pensando di aver trovato, non so, la soluzione a tutti i problemi di Chioggia senza ricordarsi di quello che aveva promesso prima, mi sembra abbastanza inusuale, diciamo così. Allora, per evitare di tediarvi ulteriormente con quello che posso pensare io di tutta la cosa, abbiamo pensato di invitare della gente, delle organizzazioni, delle associazioni che sono già anni che si stanno confrontando con questo problema e che di sicuro sono molto più qualificate di me per spiegarvi, per raccontarvi, per darvi delucidazioni. Io comincerei, questo foglio, non ricordo che comincerei da... mi è andato a finire? Armando, scusa,
da Danella Armando, tecnico della salvaguardia di Venezia, giusto? Una volta, sì. E anche portavoce del comitato, per 2 volte è stato portavoce del comitato No Grandi Navi. Se vuoi cominciare, adesso spero che funzioni il microfono.